Buonasera, bentrovati. Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi se potete scrivere potete farlo comodamente. Questa sera abbiamo ospite importante perché parleremo di sanità, è Fabrizio Boron, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale. Buonasera Fabrizio Boron. Buonasera a voi Come e a va? tutti e grazie. Tutto bene? Sì, benissimo. Oggi parleremo anche di politica, questa sera abbiamo tante cose a parlare. Così, prima una cosa, allora spieghiamo le commissioni cosa sono, perché tanti non lo sanno, non è che Fabrizio Boron sia un assessore regionale, è presidente di una commissione. Ci sono 5 commissioni, vuoi spiegare lei, Fabrizio Boron, com'è la situazione nelle commissioni? Ogni commissione ha un incarico. Certo. Ovviamente c'è il Consiglio regionale che è fatto dall'assemblea plenaria di tutti i consiglieri e poi ci sono le commissioni, la struttura del Consiglio regionale è un po' quella che c'è del Parlamento italiano. Certo. Allo stesso modo ci sono le commissioni al quale interno ci sono pareri su delibere, ci sono progetti di legge dove vengono vagliati, discussi ed approvati per poi rinviarle all'Aula. Il grosso del lavoro si fa ovviamente in commissione perché quando lì si raggiungono accordi e maggioranze sulla votazione poi si rispecchiano anche in aula. Ecco, di queste 5 commissioni, ogni commissione ha un incarico specifico e quella che riguarda Fabrizio Boron riguarda ovviamente la sanità del Veneto e quindi è un incarico prestigioso e anche difficile nel contempo. Beh, certo, è la quinta commissione, politiche sociosanitarie, perché voi sapete che in Veneto c'è il sistema sociosanitario che fa parte sia del sanitario e la parte sociale. E la ovviamente commissione svolge tutti i compiti sia di approvazione di progetti legge, ma in particolar modo di moltissime delibere che non possono essere approvate se non dopo il parere della commissione. Tutto ciò che riguarda programmazione sanitaria, quindi la modifica di posti letto, la modifica di reparti, la modifica di apicalità, lo spostamento di reparti, tutto ciò che riguarda la programmazione sanitaria deve passare con il parere della quinta commissione, sia che riguardi parte sanitaria, sociale, ovviamente compito della commissione. E poi quello che riguarda il bilancio della sanità, che fra sanità e sociale siamo circa a poco più di 9 miliardi e mezzo di euro, ovvero l'85% del bilancio regionale. Allora, in questa puntata, Fabrizio Boron, dovremo parlare con lei di moltissime cose, però andiamo con ordine perché parleremo ovviamente della sanità in Veneto, parleremo delle 9 USL del Veneto, però di tante belle cose, parleremo della politica attuale di questo governo che non si farà, insomma parleremo di tante belle cose. Però per prima cosa mi soffermo, ieri, la notizia è arrivata oggi credo alla gente, l'USL 6 ha detto siamo per la prima volta in attivo di 25.000 euro. È una bella notizia secondo lei o è una notizia che da utente mi può preoccupare e mi verrebbe da dire ma perché non investiamo invece che aver l'utile nella sanità? No, è una bella notizia perché Lo sapevo che mi rispondeva così, indubbiamente. No, ma anche perché qualsiasi marginalità utile, brutto chiamarsi utile, avanzo diciamo di bilancio che si fa nel sistema pubblico, sappiamo tutti che deve essere investito nel sistema pubblico, non esiste il dividendo come una società privata, quindi il fatto che un ULSS, un'azienda sanitaria, riesca nel budget rispettato dare il servizio in maniera ottimale ai cittadini e allo stesso tempo non ha bisogno di ulteriore denaro del bilancio o in qualche modo anche riesce a fare economie di scala per cui avanza delle risorse, sappiamo benissimo che quelle risorse, e questa è una regola di base, vengono reinvestite nel sistema sanitario, quindi in acquisto di attrezzature moderne, in personale, in manutenzione edilizia, perché qualsiasi struttura sanitaria ha bisogno anno dopo anno di investimenti tecnologici e ovviamente infrastrutturali. Ecco, la seconda in virtù proprio di questo, ovviamente la sanità è un costo per lo Stato ed è il maggior costo diciamo per la Regione Veneto in questo caso ma anche per lo Stato. E ovviamente perché vengono anche aumentati i costi per i cittadini nei vari rapporti che il cittadino ha con la sanità? Semplifico, se io devo fare un esame, devo andare al CUP, devo pagare il ticket, devo pagare questo e ogni volta questo ticket leggermente aumenta, leggermente viene cambiato. Per quale motivo, essendo un servizio che lo Stato dovrebbe dare al cittadino, lo Stato richiede, non Fabrizio Boron ovviamente, richiede anche del denaro al cittadino stesso? Allora, partiamo col chiarire una cosa, la Regione Veneto non applica nessun ticket. Tutti i ticket che ovviamente i cittadini pagano
sono denominati come ticket del sistema sanitario regionale, ma sono imposti da norme finanziarie dello Stato. Io ho detto lo Stato. La prima risale a ovviamente una norma finanziaria del governo Monti che ha imposto il ticket alle regioni, cioè l'ha imposto di default, quindi noi non possiamo dire di no, dobbiamo farlo. La logica non è sicuramente quella di trovare risorse, perché la parte di ticket nel bilancio sanitario è una piccolissima parte, non raggiunge nemmeno il 5% delle entrate sanitarie, ma si è partiti col fatto di una razionalizzazione, ovvero di dare un segnale, dare in qualche modo che non ci possa essere anche un abuso, no, del sistema sanitario. La visita deve essere fatta quando serve, nel momento in cui serve e per l'appropriatezza in cui serve. Queste sono le indicazioni che ha dato il Ministero imponendo i ticket. Poi sappiamo benissimo che ci sono le fasce di esenzione in base all'ISEE, in base al reddito, in base alla situazione economica familiare. Ci sono delle fasce che non pagano nemmeno ticket, ad esempio sopra una certa età. Ecco, questo è il sistema come è stato costruito. Sicuramente non facciamo bilancio sanitario con i ticket perché la parte è molto piccola. Io so la stima nei miei confronti di Fabrizio Baron che è altissima e faccio domande che poi il cittadino farebbe e vuole fare la sanità dai tempi di attesa, poi ci torniamo un attimino alla volta. Però uno dice, prima c'era uno spreco, ed è vero, c'era uno spreco enorme, poi c'è stato risultato tutto, la famosa azienda zero, via discorrendo, sono state ridotte, poi vedremo il servizio a 9 USL in Veneto. Non è che siano state ridotte troppo queste USL in Veneto nel paragone di quelle che c'erano prima, o è una riduzione che l'avete studiata e bisognava correggerla e farla così, al di là della riduzione dei costi? Beh, la riforma della sanità che ha portato alle USL attuali è una riforma che è stata dibattuta molto tempo in commissione prima e in consiglio regionale dopo, ed è una riforma che parte da presupposti di razionalità, in qualche modo di organizzazione, di logistica del sistema sanitario sul territorio. Ciò che interessa al cittadino è che si può recare, ieri come oggi, nell'ambulatorio, in ospedale, dal medico, e la prestazione sanitaria ce l'ha come prima. Il sistema invece di organizzazione che è stato in qualche modo toccato dalla riforma e che deve portare a un risultato di beneficio, come vediamo oggi, con la ULSS 6 Euganea, è quella di razionalizzare, uniformare il sistema amministrativo, il sistema burocratico. Pensiamo solo che prima, 21 ULSS, c'erano 21 uffici legali, c'erano 21 uffici tecnici, 21 uffici del personale. Ho capito, Fabrizio, mi scusi se la interrompo, però non è possibile che un dottore inizi a fare un servizio, faccio un esempio, nell'ospedale Sant'Antonio, all'ospedale di Padova, poi deve andare al mercoledì a quello di Piove di Sacco, al giovedì a quello che mi sfugge sempre non vicino a Monselici, mi aiuti, quello di Schiavonia. Schiavonia, cioè perché un medico deve fare tutto sto ambaradan qui per la riduzione dei costi? È giusto secondo lei che succeda questo? Beh, ma sono due fasi diverse, cioè, ovvero il fatto che un medico dia prestazioni in più ospedali è un qualcosa che avveniva anche prima della riforma, e questo purtroppo amaramente, e guardi, è un tema sul cui la Regione Veneto e il Presidente Zaia si sta battendo come un leone, sull'autonomia, sul fatto di portare l'autonomia al Veneto e a questo territorio. Il fatto che noi ovviamente dobbiamo rispettare delle norme statali che ci impongono, ad esempio, la riduzione del personale. Molti anni fa è stata votata una legge, è stato dato indicazione ed ordine a tutti i sistemi sanitari regionali che anno dopo anno devono ridurre la spesa del personale di una percentuale. E questo dato nel corso degli anni ha fatto sì che ovviamente, se io dico di ridurre anno dopo anno una percentuale a una regione che ha un numero in eccesso di dipendenti, molto probabilmente non se ne accorge. Ma se lo dico a una regione efficiente come quella del Veneto, che ha sempre avuto comunque accuratezza anche nella valutare il bilancio, e inizia a essere stretto. Infatti noi diciamo vogliamo l'autonomia di poter decidere di assumere nella necessità all'interno ovviamente del nostro bilancio, perché noi siamo stretti, noi abbiamo necessità di operatori, di medici, di OS, di infermieri. Purtroppo questo
è un risultato di una politica nazionale che è quella della spesa e dei costi e dei dati storici, no? Noi diciamo vogliamo i costi standard, vogliamo i fabbisogni standard, perché? Perché se io do un servizio di un certo livello e ho una necessità ovviamente di personale di una certa quantità, all'interno del biobilancio devo poter assumere. Altra cosa è, e quindi il fatto del medico che si sposta, che fa la turnazione di qua e di là per coprire dei buchi, delle mancanze, è indotto da questo. Sì, ma vuol dire qualità nei confronti del paziente, oppure un medico che fa tutto sto ambaradan qui di tragitto può anche essere un modo per non avere una professionalità proprio in virtù di questi trasferimenti, anche se pur piccoli, incidono nel comportamento del medico? No, beh, certo, non può essere un problema, perché comunque la turnazione, il servizio da una parte o dall'altra è regolato anche da quelle che sono le norme del lavoro, quindi i tempi Però e gli le dirò spostamenti. che qui devo lanciare proprio un messaggio a voi e anche a tutti gli altri. Il medico che vuole diventare primario, il medico che lavora in ospedale, non guarda delle volte le ore, Cioè proprio lavora, non guarda neanche il contratto, perché fa notte, poi si affeziona, che non è giusto, però si affeziona anche il paziente e fa orari incredibili, davvero. Però purtroppo lei sa che non molto tempo fa è stata introdotta la normativa europea su quello che riguarda l'orario di lavoro, le ore di lavoro, lo stop, la pausa dal lavoro, ai quali noi non è che possiamo sottrarci, cioè siamo all'interno di questo regolamento e di queste leggi. Certo. Quindi il medico non può fare una quantità, ad esempio, di prestazione di ore superiore a quello che dice la legge, e nel momento in cui abbiamo ristrettezze di personale, abbiamo la difficoltà a poter assumere, a far bandi di assunzione, perché il governo centrale, lo Stato centrale ce lo vieta, bisogna in qualche modo dare il servizio, dare la prestazione. Io mi auguro che sia una cosa che possa essere risolta a breve. Sì, però Fabrizio Borossi, io sono Stato centrale, vedo che la Regione Veneto ha addirittura un utile nel bilancio di previsione, nel bilancio poi dei costi che lo Stato aveva messo a disposizione, avanza i soldi, dico ma perché devo dargli ancora di più? Li tolgo casomai, non so se mi ha capito, no, nel concetto. Certo, no, ma vedi, anzi lo faccio senza stare qui a discutere, dico Regione Veneto, primi, bravissimi nella gestione della sanità, dal governatore all'assessore, a Fabrizio Borò che è presidente della quinta commissione, bravissimi tutti. Cavolo, mi avete avanzato 25.000 euro, che è una particella piccola del budget che io avevo messo, perché devo aumentare? Diminuisco ancora? No. E voglio vedere se siete ancora più bravi, poi l'anno prossimo, perché qui in Italia si ragiona così, vi dirò ancora più bravi, non vi danno un merito invece nel dire. Mi scusi se continuo, avete avanzato 25.000 euro, siccome siete stati davvero bravi, io Stato ve ne do 100 di premio, questo dovrebbe fare lo Stato, non so se mi spiego. Guardi, noi come Regione prendiamo già delle premialità fatte perché rispettiamo i fabbisogni, fatte perché rispettiamo il DM70, fatte perché rispettiamo alcune prescrizioni e indicazioni da parte del sistema sanitario nazionale, e prendiamo delle premialità. Sì, L'ULSS 6 ne ha presa una di importante, certo. Ad esempio noi abbiamo più di 150 milioni di euro che nel bilancio sanitario regionale sono state suddivise fra le ULSS come premialità, e questa premialità non viene decisa dalla Regione, no, viene decisa dallo Stato. Lo Stato, sulla base dei parametri e ovviamente della capacità di prestazione. Forse non ho fatto la domanda, avendo avanzato 25.000 euro per l'USL 6, solo un USL, che è anche poco, però è significativo, lo Stato vi darà un premio in più oppure no? Sicuramente. Già nell'ultima premialità data dell'anno precedente, l'ULSS 6 ha preso un grossissimo premio su quello che è la capacità di rimanere all'interno delle prescrizioni, e ovviamente ne va a vantaggio dell'ULSS 6. Però vorrei far capire una cosa, perché giustamente può essere un timore: io avanzo soldi, perché dovrei dartene di più o perché devo darti la stessa cifra? Tiro indietro l'asticella. No, lo Stato potrebbe ragionare così. Non è così, perché il sistema sanitario regionale è organizzato con la riforma, ma anche prima in particolar modo con la centrata, ma oggi molto in maniera più efficace con Azienda Zero, è stato organizzato da 9 ULSS, che sono quelle che noi conosciamo, dalle 2 aziende ospedaliere, che è quella di Padova e quella di Verona, dall'OIOV, che è l'Istituto Oncologico Veneto, e da Azienda Zero. Azienda Zero
è diciamo, la vecchia centrata, ovvero non solo accorpa a sé tutte le funzioni che sono quelle del personale, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio legale, dell'ufficio sui rischi, la parte assicurativa, cioè sgrava il sistema ULSS dalle incombenze amministrative e burocratiche, perché abbiamo detto chiaramente i direttori generali delle ULSS devono andare nelle corsie e negli ospedali a vedere cosa non va e cosa funziona, non devono stare in ufficio a guardare le pratiche legali. Azienda Zero accorpa a sé tutte queste funzioni. Certo che il direttore dell'USL 6 deve girare tutti i giorni per vedere quanto grande è, insomma. Certo, non è sono dirigenti, sono pagati per questo e devono in qualche modo, a Padova sappiamo benissimo quanti sono gli ospedali, no? E gli ospedali ULSS sono 5 perché abbiamo Cittadella, Campo San Piero e Sant'Antonio, e poi nella bassa padovana abbiamo Piove di Sacco e Schiavonia. Questi sono gli ospedali spocche che ci sono su Padova. Deve girare, andare a vedere cosa non funziona, perché l'importante è toccare con mano e vedere con i propri occhi e si risolvono i problemi. Dall'altra parte Azienda Zero invece, che è diciamo la testa pulsante del sistema sanitario, ovvero il suo interno ha tutta quella parte di gestione amministrativa e burocratica che sgrava il sistema sanitario, ha anche la gestione di quello che si chiama accentrata, ovvero tutta quella parte di finanza, di denaro, di soldi, certo, che sono a disposizione del sistema sanitario per gli investimenti. Non è che se noi nella gestione ordinaria del sistema sanitario di Padova o di qualche altra provincia abbiamo un avanzo, ad esempio oggi la notizia è quella dell'ULSS 6, ma la settimana scorsa, 10 giorni fa, era quella dell'ULSS Veneto Orientale che ha fatto 1.800.000 euro di avanzo. Tutti questi denari che poi vanno sulla centrata servono perché, ad esempio, facciamo la delibera, come è stata fatta pochi giorni fa, nel cambio e nell'acquisizione di tutti mammografi nuovi, o si compra l'attacco, no? Ci sono macchinari che costano milioni di euro. Quando noi compriamo un robot da Vinci, un ecografo nuovo, un'attacca nuova, le risonanze magnetiche nuove, quando ad esempio mettiamo 150 milioni a bilancio per fare il nuovo ospedale di Padova, quelle risorse si devono trovare all'interno del sistema sanitario. Non è che andiamo a Roma, bussiamo, ci servono dei soldi in più. La grande capacità della sanità veneta è questa: dare un servizio di altissimo livello e cercare al proprio interno le economie di scala al fine di avere questi avanzi, questi risparmi che ci permettono di rimanere sempre una sanità di altissimo livello. Altrimenti, se non facciamo investimenti, poi andiamo indietro. Allora, andiamo a vedere il servizio del bilancio della Sanità Veneto del 2017, i primi mesi del 2018, non a oggi, però abbastanza significativo. Vediamolo, poi lo commentiamo con Fabrizio Boron. Un altro anno da record della sanità veneta, che si conferma ancora una volta eccellenza nazionale ed internazionale. Oltre alle solite conferme, le più importanti novità arrivano innanzitutto dalle strutture. Lo scorso 21 dicembre è arrivata l'ufficialità sull'accordo tra Regione Veneto e Comune di Padova per il nuovo Policlinico Universitario, che verrà realizzato a Padova Est e si aggiungerà all'attuale polo di via Giustiniani, che verrà riqualificato. Non solo, Padova avrà presto anche una nuova pediatria. E poi ancora la cittadella sanitaria di Treviso, il rilancio dell'ospedale di Chioggia e il CTO di Campo San Piero confermano l'interesse nei confronti delle strutture regionali. La sanità veneta si è poi dimostrata all'avanguardia sul fronte dei progressi dell'oncologia. Agli ottimi risultati ottenuti da IOV e Rete Oncologica va aggiunto il primato del registro tumori e poi i nuovi record sul fronte dei trapianti, 579 quelli effettuati, il numero più alto degli ultimi 10 anni, 130 le donazioni di organi, quasi 2300 quelle di cornee. Grandi sforzi anche nella lotta all'inquinamento da PFAS, con la sanità regionale pronta a sborsare oltre 100 milioni di euro in 10 anni per assistere i residenti dei comuni più colpiti. E ancora gli investimenti. Palazzo Balbi ha autorizzato ben 84 progetti di investimento, soprattutto per l'acquisto di macchinari e strumentazioni, per un totale di oltre 61 milioni di euro. E grandi progressi si sono fatti anche sul fronte della digitalizzazione della sanità, con il Veneto
Veneto in vetta sia in Italia che in Europa. Referti di laboratorio, ricette e documenti oggi sono in gran parte disponibili in digitale. Senza dimenticare la grande attenzione nei confronti delle donne. Ben 35 ospedali veneti, più del 10% del totale nazionale, hanno ottenuto i bollini rosa assegnati dall'Osservatorio Nazionale Salute Donna, riconoscimento che piazza la regione al secondo posto dietro la Lombardia. Insomma, la sanità veneta si è confermata sempre più eccellenza, sempre più punto di riferimento, un vero e proprio modello da copiare. Fabrizio Baron, il servizio di Denis Maran, se io ascolto il servizio, chiudiamo la trasmissione e dico bravo, brava la sanità Veneto, prendo lei che è ospite oggi, ma l'assessore al governatore, dunque è inutile parlare, non è proprio così, io devo cercare anche di capire invece dove ci sono le cose che non funzionano, perché visto quello che abbiamo visto, chapeau. Ma sicuramente chi dà un servizio eccellente deve essere sempre in prima linea perché questo servizio si mantenga, si migliori sempre di più, perché vivere sugli allori non fa bene al sistema sanitario. Dall'altra parte sappiamo benissimo quali sono le sfide che ci aspettano, quali sono anche i problemi che abbiamo. Ad esempio, accennavo prima il tema dell'autonomia, no? Una delle materie chieste in maniera forte è l'autonomia vera sul campo sanitario, perché ancora oggi noi siamo stretti all'interno di un recinto che è delineato alcune normative nazionali che non ci permettono di fare gli investimenti, io ritengo necessari e doverosi, e non possiamo più aspettare, ad esempio sul personale. Noi abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno di assistenti, di OS, abbiamo bisogno di operatori sanitari, e questo ci deve essere permesso, perché noi siamo non solo sanità di eccellenza e quindi curiamo bene i veneti, ma siamo attrazione per quello che sono le regioni confinanti, per quello che sono anche pazienti che vengono dall'estero. Parlavo proprio ieri con una dottoressa qui dell'azienda ospedaliera di Padova, ad esempio una grandissima esperta, veramente un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale sulle allergie alimentari. Cioè abbiamo delle eccellenze molto sconosciute ai più, ma parlavo con lei e mi diceva come le richieste per venire qui a far diagnosi, cura, gli arrivano dalla Germania, gli arrivano dalla Slovenia, dall'Inghilterra, gli arrivano da paesi che noi consideriamo più avanti di noi in qualche modo, ma che non è così, mi creda. Posso dirle, Fabrizio? No, ma è tutto vero. Guardi, sull'eccellenza della sanità Veneto siamo tutti d'accordo che al di là delle problematiche che via via andremo anche ad elencare in questa trasmissione, la prima, non tutti gli operatori sanitari sono per esempio felici di Padova, perché dicono la regione Veneto, parlo all'interno, poi quando vai a dire fai un'intervista tutti si sottraggono all'intervista perché, tra virgolette, mi usi questo termine improprio, hanno paura di una ritorsione nei loro confronti lavorativa. Però dicono Padova, la regione Veneto l'ha messa proprio per ultimo, i medici più importanti mettono Verona tra i più importanti, addirittura Treviso, Castelfranco, addirittura altri siti ospedalieri, e Padova, che era e tutti si augurano rimarrà un'eccellenza padovana, in questo momento, Fabrizio Baron, è un attimino, diciamo, messa lì. Non sarei che termine usare per rapportarla in effetti da quella che era veramente la sanità a Padova anni fa. Mi aiuti lei a rapportarla in quella sanità lì. Oggi la sanità di Padova non è più l'eccellenza del Veneto che era una volta. Le domando, per quale motivo secondo lei? Questo è inconfutabile? Ma guardi, sicuramente noi siamo deficitari di quello che è la grande struttura del Policlinico Universitario, quella che si sarebbe dovuta fare molti anni fa, che non è mai stata fatta e che oggi siamo ancora lì in attesa, mi auguro, a breve. Anche lì, mi scusi se interrompo, è colpa della politica, perché sì. Non la politica, perché certo. Quando sento dire Giordani oppure sento dire Bitonci, io parlo che da padovano che l'ospedale a Padova se ne discute da 25 anni, mi corregga, certo. E mentre a Verona è stato fatto il nuovo sul vecchio, a Mestre è stato fatto l'ospedale nuovo, sì. In altre città è stato rimodernato e rifatto. A Feltre è stato rifatto, cioè, qui a Padova, porca miseria, uno dice che 25 anni, però, ma la politica cosa sta facendo? Però vede,
purtroppo è un po' di anni, giustamente come dice, che se ne dibatte, e io c'ero anche a quel tempo. Guarda, no? Io Bitonci e Giordani non ne discuterei neanche, perché uno ha fatto la scelta, Giordani ha firmato in 2 anni e mezzo, hanno concluso quello che quelli prima in 25 anni non hanno fatto. Lasciamo stare la polemica, che è anche abbastanza banale, l'ho costruito, l'ho ideato io, l'ho fatto io, l'ha firmato Giordani, che la trovo abbastanza da un mio modesto parere, di basso spessore, perché erano 25 anni che nessuno l'ha fatto. Guardi, ma infatti io quello solo che volevo far capire è una cosa che se ne dibatte a molto tempo, c'ero già a quel tempo, nel 95, quando fummo noi, il mio partito, che propose il nuovo ospedale, ma fu bocciato. A capire perché, Fabrizio Borrò? Io dico solo una cosa, giustamente lei rimarcava questo, no? Diceva, ma a Verona, Treviso, quasi a far risultare il fatto che siccome a Verona c'è da tanti anni l'assessorato alla sanità e il presidente di questa regione è di Treviso, in qualche modo tirino più per le loro province. Io vorrei dire che è una bugia, non è vero, perché abbiamo avuto un presidente di regione padovano per tanti anni. Per tanti anni abbiamo avuto un presidente di regione padovano che, insomma, mi pare oggi non ci sia l'ospedale, e vuol dire che in qualche modo non è riuscito a farlo. Quindi la colpa non può essere data agli altri, la colpa è nostra, no? E io per primo, la colpa è nostra. Guardi, se c'è qualcuno che si è interessato... Borrò, non vostra, perché ripeto, e mi scusi, al di là della diatriba è stato, ripeto, Bitonci, l'ha firmato Giordani, che non mi interessa, voi l'avete fatto. I sindaci, il Bitonci che ha avuto l'idea, anche se lui ha cambiato diversi siti, il cambiare poi non è un errore, il Giordani che è arrivato in breve tempo, l'ha firmata per merito di Bitonci, di Baron, chi se ne frega, l'ha firmata. Io dico, perché Padova per 25 anni prima non è stata, come giustamente diceva lei, al di là di chi era il governo politico, per quale motivo proprio Padova? Questo lei è padovano, le faccio una domanda su questo, e lavora in sanità, quindi... Certo, ma infatti io ero partito da quel contesto per farle capire, secondo me, perché prima non si è riuscito a fare e perché oggi in qualche modo, nel giro di qualche anno, pochissimo tempo, si è riusciti ad arrivare a una conclusione, mettiamola così, anche se manca la parte più importante, che è il terreno. Però siamo vicini, insomma, dai. Speriamo, perché purtroppo qui stiamo contando le settimane, e le settimane pesano di più di quegli anni passati. Io credo che siamo vicini oggi, credo che siamo vicini. Quello che dico è, se per tanti anni abbiamo avuto un presidente della regione padovana e non siamo riusciti a farlo, ma poi va su Luca Zaia, che non è padovano, e in qualche modo ci mette la faccia in maniera forte, prima quando c'era il sindaco Zanonato, poi quando c'è stato il sindaco Bitonci e ora con il sindaco Giordani, bisogna anche dire, senza lasciare, come ha detto lei, lasciamo fuori meriti o pregi, però se chi può decidere, che è il presidente della regione, che ha l'ultima parola e ha la forza, ha deciso che questo ospedale di Padova si deve fare perché un hub regionale è necessario per ciò che riguarda il sistema sanitario regionale, lo si deve, secondo me, in particolar modo, la decisione al Presidente della Regione. Fabrizio Borrò, si farà, io credo rapidamente. La mia domanda era, lei che è all'interno della sanità e da padovano, per quale motivo in 25 anni a Padova c'è stato, avendo anche, ma ha ricordato, un Presidente della Regione che era padovano, abbiamo visto che fine ha fatto quel padovano. Forse si è interessato di altro che magari invece della sanità. Se lei ha visto l'altra sera Report, qualcosina in più ancora capito. Detto questo, chiedo perché io a Bitonci e a Giordani dico bravo a tutti e due, perché alla fine loro hanno fatto chi uno, chi l'ha costruito l'altro. L'intuizione di Massimo Bitonci è stata quella di dire: metto a disposizione un'area pubblica al fine che non ci siano più alibi. Mi scusi, loro due, lei... posso finire, però se no non viene... Ma sono stati bravi, io volevo capire prima perché capito. Io dico, l'intuizione. Secondo me, merito anche al sindaco Giordani, che in qualche modo è andato via deciso, seppur qualcuno dei loro non voleva, e ha fatto una scelta. Però ho detto, prima molto probabilmente qualcuno si interessava ad altro piuttosto che alla sanità e all'investimento. Oggi invece abbiamo un presidente, e credo che lo sapete tutti, perché lo vedete, che ci tiene in particolar modo al sistema sanitario veneto e alla cura verso i suoi cittadini, e che, cosciente del fatto che Padova non è solo l'ospedale nuovo di Padova, ma è l'investimento nella più grande scuola di medicina italiana, internazionale, fra le migliori scuole di medicina al mondo. Pensiamo
l'antichità della scuola di medicina padovana, dell'Università di Padova, e quindi il Presidente è cosciente del fatto che se non si investe in un policlinico universitario con la scuola di medicina padovana, ciò che ce ne rimette non è Padova, è il Veneto. Ah, ma sono d'accordo con lei. E quindi No, se lei mi dice perché prima no e oggi sì, perché molto probabilmente io invece continuo a c'era dire altro a cui pensare prima. Io continuo a dire che da Bitonci a Giordani, al di là delle fazioni politiche o no, alla fine vedrà che l'ospedale si farà, i meriti vanno da entrambi, chi l'ha ideato e chi ha firmato. Punto. Io mi domando, ma perché prima Padova, mentre tutte le altre città hanno avuto, al di là, Padova, che è una città... Perché ci vuole un presidente di regione che di fronte ovviamente alla disponibilità del comune abbia la capacità di premere e di mettere un punto fermo sulla volontà di farlo. No, lo sa perché? Oggi, da qualche anno a questa parte, perché credo, anzi credo lo sa anche lei meglio di me, che la Regione Veneto ha due città leader nell'economia, nel traino del Veneto, e sono Verona e Padova. Certo. E quindi come tale... Sì, guardi, io ovviamente... quando si discute di sanità, del nuovo ospedale, il sistema sanitario padovano, e lo fai con il rettore dell'università, con il professor Rizzuto, ma anche con il professor Plebani, che è presidente della scuola di medicina, io dico sempre che il vantaggio di Padova è che ha una scuola di medicina che risale al Medioevo, no? Al 1222 certo. Se non ricordo male, comunque un'università antica, e che è un marchio indelebile che non si può scalfire nemmeno con le difficoltà del momento, ma che può essere, ed è sicuramente oggi, ma può essere ancora di più nel domani, rafforzato e portato nel mondo, come è già in maniera più forte, con una nuova e moderna struttura. Cioè, questa capacità noi abbiamo, che nessuno ci può portare via. Questo patrimonio noi abbiamo come Padova e come Veneto, che nessuno ci può portare via. Abbiamo solo bisogno di una decisione forte, ferma e veloce per dare ovviamente il lancio, no? Lo slancio nel futuro, perché la sanità del futuro non è quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, è una sanità tecnologica avanzata di grande ricerca e fatta in particolar modo di flussi di persone che non sono solo interregionali all'interno di questo paese, ma saranno europei. Noi dobbiamo essere attrattivi come sistema sanitario per i pazienti che vengono dall'estero e non esportare, perché poi ci rimetterebbe anche il bilancio. Per far questo il patrimonio ce l'abbiamo, è la scuola di medicina. Il patrimonio dell'azienda ospedaliera ce l'abbiamo con tutti i suoi professionisti e operatori che ci sono all'interno, ci manca l'investimento tecnologico per dire volate. Io credo che su questo bisogna dare atto che la volontà decisa, e come ha detto lei, indipendentemente dal sindaco che fosse su, del presidente Zaia, di dire l'ospedale a Padova si deve fare, è inconfutabile, è presente a tutti voi, e guardi, su quello non molla. Lo so per certo, non molla. Io sono dell'idea che oramai hanno firmato, sarebbe una caduta, oltre che di stile, anche di voti per le prossime elezioni regionali o anche amministrative. Ovviamente hanno detto, io in effetti quando sentivo, poi andiamo in pubblicità, queste diatribe l'ho fatto io, l'ha firmato quell'altro, tutti si prendono i meriti o no. I meriti ce n'erano tutti, dal mio modesto punto di vista. C'era il presidente governatore Zai, c'era Massimo Bitonci che è partito con l'Inter e c'era Giordani che l'ha firmato, punto a capo, certo. Chi più, chi meno, ma chi se ne frega, sono stati bravi. Io mi rammarico di 25 anni buttati via, che oggi Padova potrebbe avere già un ospedale all'avanguardia. Sono d'accordo con lei, però siccome noi le proposte anche nel passato, lo dico, ero un semplice consigliere di quartiere, le abbiamo fatte, ma ci furono fermate a quel tempo, io dico purtroppo la politica di quel tempo aveva altro a cui pensare. Certo. Andiamo in pubblicità, ci prendiamo un attimino perché prendiamo anche un po' di fiato, poi ritorniamo a Primus Inter Pares con Fabrizio Borona, tra poco.